È stata la provincia più bersagliata, sicuramente, quindi quello che sta succedendo a Padova in questi giorni, in queste settimane, può essere una bella fotografia per quanto riguarda appunto la regione. E quindi i numeri di Padova sono numeri in calo che ci fanno ben sperare. 5.000 le persone ancora positive nel Padovano, ma la buona notizia emersa durante la riunione settimanale dell'azienda ospedaliera e universitaria di Padova è che a diminuire sono anche gli accessi al pronto soccorso con sintomatologia da coronavirus e a calare sono soprattutto i ricoveri. L'ultimo dato parla di 22 persone che hanno richiesto aiuto in ospedale, ma solo 2 sono state ricoverate. È il numero di ricoveri minore che abbiamo avuto da qualche mese a questa parte e quindi ci fa ben sperare. Naturalmente così diminuiscono anche gli accessi, i ricoveri nei nostri reparti, siamo a 150 circa, e diminuiscono le presenze nelle terapie intensive e quindi anche nelle subintensive. Un miglioramento della situazione Covid che incide anche sui reparti ospedalieri, tanto da farli lentamente ritornare alla normalità. 2 reparti, uno di area medica e una subintensiva, quindi un segnale molto positivo che si affianca a tanti altri segnali che ci fanno dire ancora sottovoce però che stiamo andando abbastanza bene. Ma naturalmente chi fa la differenza è la singola persona.